Eccoci con Mister Auso, purtroppo oggi la prima sconfitta per il Portogruaro. Che partita è stata? È stata una partita dove gli avversari hanno messo sicuramente più cattiveria e più voglia di noi e quindi questo è il risultato naturale della partita. Siamo andati sotto, abbiamo pareggiato, poi siamo andati di nuovo sotto di due e sembrava, avendo rimesso in discussione la partita con il secondo gol, che si potesse quasi farcela. È mancato qualcosa o abbiamo reagito troppo tardi? No, abbiamo reagito tardi, dovevamo iniziare a cambiare atteggiamento da prima, cosa che non abbiamo fatto, e quindi gli avversari sono stati bravi, davanti anche loro hanno qualità, quindi sicuramente sì, i gol che hanno fatto li hanno meritati. Perché dagli spalti ci è sembrato qualche errore di troppo nei passaggi tra le file del Portogruaro. Lei condivide questa veduta o no? Sì, diciamo che oltre ai passaggi sbagliati dovevamo migliorare sicuramente, cioè, a noi è mancata secondo me un po' di quella cattiveria giusta che gli avversari invece hanno messo dall'inizio della partita. E allora come l'archiviamo questa? Niente, le sconfitte servono per imparare, servono per cercare di migliorarsi e quindi adesso lavoreremo per migliorare. Domenica prossima in casa con l'Upitergina che abbiamo affrontato mercoledì e perciò la conosciamo, sarà battaglia. Sì, loro sono una squadra di qualità, quindi sarà un'altra battaglia come lo sono tutte le partite sì, che andremo a affrontare da oggi in poi. Grazie mister.